Ho detto per una volta voglio provare a fare una cosa fatta bene. E quindi come si fanno le cose fatte bene? Ma allora potrei provare a ridurre i personaggi e ridurre la complessità e anche la durata. E quindi avevo questa idea che tutto arrivava da una scena che avevo pensato. Diciamo, certe idee arrivano tutte insieme, altre a frammenti. Qui è arrivato prima un frammento. Avevo quest'uomo grande di età che costringeva a ballare un ragazzo giovane in un locale. Avevo questa immagine e non sapevo bene cosa fosse, era un po' che ci pensavo. E poi mi trovavo a Bologna, stavo lì, avevo frequentazione con amici anarchici, parlavamo tanto della polizia, potere e gli abusi. Ho detto, ma ecco chi è quell'uomo che costringe il ragazzo a ballare, è un poliziotto. Ma perché? Cosa ha fatto? E ho pensato, in effetti un poliziotto può avere un potere su qualcuno se in ballo c'è la libertà. Will you guys just slow it down and make it funky? Questo è il dibattito della terza serata di Genze Porta Gente 2, il ritorno. Dopo un anno, marzo 2024, marzo 2025. Questa sera abbiamo visto Notte Fantasma di Fulvio Risuleo e L'Uomo Materasso, sempre di Fulvio Risuleo, che era il cortometraggio prima del lungometraggio. Ecco. Partiamo subito. A chi è piaciuto il film? Abbiamo finito. Non vede, c'è la luce. Infatti, io lo dico sempre, tipo da 3 anni, è un problema questo. Grazie Luca. Hai fatto peggio, però. E gran successo. Quindi non chiedi a chi non è piaciuto. A chi non è piaciuto il film? Io prima non ho visto. Cioè, allora, ci sono delle opinioni neutrali, quindi. Chi è neutrale? Chi è neutrale? Giustamente i neutrali non hanno neanche stavolta. ignavi. Comunque siamo qui anche con Andrea Guaia di Shiva Produzioni. Chi conosce il canale? Qualcuno ha familiarità? Nessuno. A chi piace il canale? A chi piace? Abbiamo fatto praticamente un workshop questo pomeriggio sulla critica cinematografica con 2 ospiti, lui e Paola Brunetta. Abbiamo analizzato 2 modi diversi di fare critica, uno più tradizionale e uno legato appunto ai nuovi media. E quindi abbiamo l'onore di avere anche Andrea qui con noi oggi per il dibattito. Quindi doppia ospitata. Questa è Castelfranco Veneto e noi siamo Genze e questi sono i fondi europei sostanzialmente. Grazie Unione Europea. Cofinanziato dall'Unione Europea. Tu stai aspettando un momento per dire altre cose? No, adesso sto tirando avanti. Sì, sto tirando avanti. Allora, Unione Europea che non è presente in sala. no, però che salutiamo. Stanno lavorando per un futuro più di pace. Ok, allora cominciamo subito. Fulvio, parlaci più approfonditamente del film. Tipo argomento a piacere. A me è piacere. piaciuto un casino. Me lo sono proprio goduto di nuovo. Credo anche voi ve lo siete goduto, anche perché comunque le mani alzate erano tante. E dici quello che vuoi, Fulvio. Così, quando è così vasta la possibilità, il silenzio. Questo è il potere del microfono. Sì, è incredibile. vero. Ma è un film, diciamo, che viene dopo 2 altri film complicatissimi. Uno era stato il mio primo film, che ci avevo messo tantissimi anni a farlo, come tutti i primi film aveva la fatica di essere il primo, la fatica di essere complicatissimo perché era un road movie sui tetti di Roma, un film d'avventura, e poi perché quando uno ha poca esperienza si sovrastima
e pensa che può fare qualsiasi cosa e poi dopo ti rendi conto che è tanto complicato. E questo l'ho fatto per ben 2 volte. Io penso di aver fatto 2 film molto più complicati di quanto potessi gestire. Invece quest'altro film ho deciso, ho detto per una volta voglio provare a fare una cosa fatta bene. E quindi come si fanno le cose fatte bene? Ma allora potrei provare a ridurre i personaggi e ridurre diciamo la complessità e anche la durata. E quindi avevo questa idea che in testa, che tutto arrivava da una scena che avevo pensato. Diciamo, certe idee arrivano tutte insieme, altre a frammenti. Qui è arrivato prima un frammento. Avevo quest'uomo più grande di età che costringeva a ballare un ragazzo giovane in un locale. Avevo questa immagine e non sapevo bene cosa fosse, era un po' che ci pensavo. E poi mi trovavo a Bologna, periodo precedente al Covid, e stavo lì, avevo frequentazione con amici anarchici e ricordo che parlavamo tanto della polizia, dell'istituzione, il potere e gli abusi. E quindi a un certo punto, mentre parlavo con questo ragazzo, ho detto: ma ecco chi è quell'uomo che costringe il ragazzo a ballare? È un poliziotto. Ma perché? Cosa ha fatto? E ho pensato, in effetti un poliziotto può avere un potere su qualcuno se in ballo c'è la libertà di quella stessa persona. E quindi cosa può aver fatto? Allora ho pensato, potrebbe aver fatto un reato piccolo. E quindi da lì sono tornato indietro e poi ho fatto una cosa che in realtà non ho mai ripetuto, però è stato interessante. Ho provato a scrivere di getto, quindi ci ho pensato tantissimo e poi ho scritto la prima stesura della sceneggiatura in 48 ore, senza passare da soggetto, da trattamento. Ho scritto di getto proprio senza fermarmi e ho scritto la prima stesura. Poi dopo ci ho rilavorato, ho collaborato anche con un altro scrittore, Wally Gironi, per migliorarla, rifarlo. Ovviamente ci vuole sempre tempo per fare un film. Però effettivamente è un film che è figlio di tanto pensiero, poi una scrittura proprio così di pancia, senza fermarsi, senza neanche stare a rileggere quello che stavo scrivendo. E quindi poi però su un assetto più semplice, e quindi ho potuto controllare meglio un po' tutto. L'ho girato in sequenza, che vuol dire dalla prima all'ultima scena in ordine cronologico, che è un po' una cosa diciamo che è fuori dal metodo classico. Generalmente i film si ottimizza, si mettono magari le scene con quell'attore, le scene in quella location, le scene che per motivi pratici ovviamente conviene fare insieme, e quindi si è lì a ricostruire poi il tempo. Invece ogni tanto può capitare come in film come questo, dove quando i personaggi sono sempre in scena e quando le location cambiano e non si ritorna mai sulle stesse, che si possa girare in sequenza. Ed effettivamente è stato molto utile, perché avevo un ragazzo, Yotin Clavenzani, Tarek, che non aveva mai fatto un film, aveva 18 anni e quindi era inesperto, e per un attore per un non professionista sapere da dove arrivi e immaginare cosa succederà il giorno dopo aiuta, e anche l'attore professionista. E quindi questo mi ha permesso per me di vedere e costruire il film. Insomma, potrei parlare e raccontarvi del film, ma non so se ci sono proprio delle domande specifiche per poter approfondire un argomento rispetto a un altro. Comincio io? Sì, no, c'era... No. Prego, sei illuminato. Allora, innanzitutto complimenti. Bellissimo, bellissimo e incredibilmente appassionante. E la scrittura, a differenza del cinema italiano che fa un po' più forse successo, la scrittura non è più naturale. L'ho trovato non forzato come la maggior parte dei film italiani che arrivano al cinema, che è il problema principale forse. E anche la recitazione connessa delle scritture forzate diventa forzata. Qui invece è tutto molto, molto naturale, molto coeso. Io ho visto un altro tuo film tempo fa, Il colpo del cane,
mi aveva divertito tantissimo. E ho notato che a te piace l'automobile. E volevo capire che significato aveva per te l'automobile come mezzo, come insomma, elemento scenico. Effettivamente mi piacciono le macchine anche se non guido, o meglio, ho la patente, però mi piace molto andare a piedi. Però mi piace girare scene in macchina perché sono un grande appassionato dei limiti. E quando giri in automobile non c'hai tanti punti macchina da scegliere, cioè fondamentalmente, e in più io non volevo stare fuori perché volevo stare con gli attori, quindi potevo essere solo dentro o simulare di essere dentro, magari la macchina era fuori ma insomma puntava verso dentro. E quindi la macchina è divertente perché hai dei limiti, quindi hai meno scelte e quindi puoi andare più sicuro su quello che devi girare. E poi perché mi piace far guidare veramente gli attori, cioè in genere in certo cinema magari più ricco ti puoi permettere quello che si chiama un camera car, ovvero l'automobile posta sopra un camion che la trascina, l'attore finge di guidare e così può recitare. Però ovviamente quando l'attore non guida veramente si vede, si sente, cioè è un po' da vecchio cinema dove uno accetta la finzione. Invece quando un attore è costretto a pensare alla strada, certo la strada magari è libera, però insomma sta guidando e deve anche recitare, c'è quella componente di realismo che entra prepotentemente nella scena che dà effettivamente un sapore che è sia scritto ma anche un po' che accade, un po' quasi documentaristico. E poi per esempio nel Colpo del cane era un inseguimento lì, il paradosso tra un'automobile vecchia anni 80 e un'auto elettrica a noleggio, car sharing, perché mi piaceva questo contrasto, cioè effettivamente non sono né un fan di macchine, io fatico anche a distinguerle una dall'altra, però mi piace come oggetto, cioè sono un grande cioè forse sarà che di macchinine io ne ho giocato, e forse le macchinine era il mio gioco preferito da piccolo. Poi i dinosauri sono arrivati dopo, da grande, però da bambino per me le macchinine erano il massimo e quindi forse continuare a giocare con le macchinine anche nei film è qualcosa che mi interessa. Dà anche molta atmosfera, cioè in particolare in questo film, siccome può capitare magari di ritrovarsi non in situazioni simili, ma avere quella paura insomma, della polizia perché magari si ha 10 euro di fumo in tasca, cioè con questo stile, con questo appunto non uscire dall'abitacolo spesso, ci si immedesima molto nel ragazzo e non si ha proprio, respira il non avere via di fuga, il non avere scelta in quel caso e affidarti solo a una persona orribile o probabilmente orribile che hai davanti, e questo passa molto ed è super efficace. Mio fratello Tarek libero. Per favore. Allora, complimenti per il film, mi è piaciuto un sacco. È una domanda, tra virgolette, forse stupida, però è una cosa che tendo sempre a fare quando mi guardo un film, cioè a pensare al dopo del film, cioè una volta che il film è finito, cioè la storia come va avanti. È stato inevitabile per me in tante scene del film, quando si ha quel barlume di ok, se ne può andare, è salvo dalla situazione, fino all'ultimo dove effettivamente se ne va, però la mia testa continuava a tornare, sì, ma nella macchina c'erano i documenti compilati sul suo reato e quindi, cioè, se ne va, però comunque la situazione rimane una merda, cioè, se così si può dire. Ed effettivamente, cioè, l'idea era quella, o cioè, sto semplicemente esagerando, era una cosa che magari non c'è stata pensata, cioè, capisco che è una cosa che magari va effettivamente oltre il fine del film, sì. Però l'idea e che gli succede? Beh, allora lui durante il film secondo me pensa in ogni momento che potrebbe essere ammazzato da questo, quindi la possibilità che per lui possa esserci, non so, una serie di indagini, dei giornali che ne parlano, delle interviste o anche insomma,
cose di quel tipo possono sicuramente migliori dell'ipotesi di poter, non so, essere ucciso in un cimitero. E quindi per lui è tipo intanto torno a casa e già è qualcosa. Io non tendo molto a pensare in realtà al dopo, cioè ci sono tante possibilità ovviamente. A me piacciono i finali un po' aperti, No, su questo che magari condivido, cioè, perché si è bello chiude la perché storia, però qualcosa rimane, che poi ogni spettatore può trovare anche la sua, immaginarselo come vuole, no, insomma. esatto, sì, infatti stavo per dire appunto, anche a me piacciono i finali aperti proprio perché lasciano libera l'immaginazione di... Sì. Sì, secondo me sul finale aperto bisogna sempre stare attenti a non lasciare troppo aperto, e a quel punto sopraggiunge la frustrazione del troppe possibilità. Invece lasciare qualche possibilità di immaginazione a me piace, e bisogna sempre un po' pesare insomma, la quantità di domande. Grazie. Allora, intanto nell'attesa io avrei un paio di domande che in realtà sono molto specifiche, forse date dalla mia curiosità. Legate al film o legate... No, legate al film. Poi, sì. Vabbè, la prima, la più veloce, poi se ancora non ci sono domande le faccio anche l'altra. Io vorrei che tu mi parlassi del costume di Tarek. Cioè, che cosa, perché, per come, cosa c'era prima e... Sì, allora io volevo una tracksuit, insomma una felpa e una tuta completa, perché mi piaceva l'idea che fosse un po' hip-hopparo come tipo di estetica, e quindi fondamentalmente entrambi hanno un completo. Su Tarek ne abbiamo provate tante, ne abbiamo cercate tante, poi all'inizio pensavamo a qualcosa di più estremo, poi invece abbiamo capito che questo era minimale, però comunque sapevo che l'avrei inquadrato spesso da dietro, quindi mi interessava molto capire com'era la parte di dietro. E c'è stato un ragionamento, però devo dire è stato più approfondito il ragionamento sul poliziotto, perché il poliziotto è in borghese. Però prima lo dicevo a uno spettatore, in realtà io ho scritto la sceneggiatura non in borghese, ho scritto che lui aveva la divisa, e l'auto era un'auto della polizia, questa era la mia prima stesura, quella che ho scritto di getto. E è interessante perché a un certo punto parlavo con un amico regista che si chiama Enrico Maria Artale, e che lui è tanto amico di Edoardo, e quindi gli raccontavo questo film e gli dicevo ho scritto questo film su un poliziotto, costringe un ragazzo per tutta la giornata, la nottata così. Lui mi diceva un poliziotto, ma non in divisa, no? Ho detto, sì, in divisa. E non sai che Edoardo non la mette la divisa? Ho detto, ma in che senso non la mette? No, provo a chiederglielo. Quindi vado da Edoardo e dico, Edoardo, ma in che senso che te non metti la divisa? No, io non metterò mai la divisa da poliziotto in un film, neanche se mi pagano. E io ho detto, vabbè. E tu quanto gli hai offerto? E io ho detto, in borghese. Io ho detto, no, borghese sì. Cioè, quindi non è essere poliziotto, è la divisa. Cioè, in effetti, se voi guardate tutta la filmografia di Edoardo, lui ha fatto varie volte poliziotto e carabiniere, ma mai in divisa. Solo una volta ha fatto in un flashback un carabiniere in divisa, e lui mi ha raccontato che ha accettato perché gli hanno lasciato la divisa pure la sera, e quindi lui ha potuto fare tutti i video scemi così con la divisa, e quello è stato un buon motivo per farlo. Quindi sì, chiaramente. E quindi la cosa che poi il costumista Stefano Ciammitti, che è insomma un grande collaboratore con cui condivido amicizia e lavoro, mi ha proposto di mettergli un completo, che è una cosa che, perché noi abbiamo fatto tutta un'analisi, guardavamo come sono vestiti i poliziotti in borghesi, e praticamente sono vestiti brutti, cioè in maniera non cinematografica, cioè proprio vestiti brutti. Non vorrei mai fare un film con un poliziotto in borghese vestito come il classico poliziotto in borghese. Non so, immagino ci siano dei poliziotti in borghese in sala,
e penso che potrete accorgervene, perché hanno tutti questo... che hanno tutti questi bomberini e comunque è tipo una divisa però diciamo civile, e invece tipo completo una cosa assolutamente cinematografica di Ermenegildo Zegno, sì, la telecamera so che ci sta, sai che mi ha pagato il treno, e quindi no, mi affascinava perché è qualcosa assolutamente non realistica, nessun poliziotto è completo, però era cinematografico e tutto sommato non sembrava finto. Mentre lo vedeva, abbiamo fatto tante prove costume, vedevamo loro due vicini con tante possibilità e avevamo messo una nota così delle sneakers Adidas che è un po' a contrasto, però insomma era un po' un modo per creare una coppia di due che erano simili, perché tutto sommato per me loro sono molto simili come carattere, del motivo per cui il personaggio di Edoardo prende con sé, sceglie, si affeziona a questo Tarek perché tutto sommato trova in lui qualcosa, ritrova qualcosa di se stesso dentro di lui, e quindi anche negli abiti per qualche motivo, generazioni diverse, mondi diversi, però avevano delle cose in comune. Grazie. Ok, allora da questo in realtà mi fa... Beh, se avete più domande alzate pure la mano. Tu hai una domanda? Sì. Tu, ok. Beh, vuoi... Ok. Ecco, tramite il personaggio interpretato da Edoardo, cioè, insomma, ok, tramite il costume, no, di cui abbiamo parlato adesso, e anche il suo modo di fare, che cioè, è molto anche cinematografico, no, del personaggio in sé. Cioè, sembra quasi che cioè, si rifaccia a dei modelli di poliziotti americani, cioè, come personaggio, non come resa poi. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito molto è quando verso la fine c'è stato questo momento che per me è stato molto forte alla visione, che è quando appunto entrano nella camera della figlia e ci sono questi due primi piani frontalissimi, in cui c'è un po' questa sorta di rivelazione, se vogliamo, comunque questo momento molto intimo, che dice delle cose appunto su questo personaggio. Però vorrei che mi dicessi, ecco, soprattutto il perché di quella scelta, no, a livello visivo, perché cioè, si stacca un po', no, da quello che è il film, cioè sia come arriva e anche come rende, come è fotografata, quindi ecco questo. Perché io giravo il film di notte, ovviamente, iniziavamo alle 8 e finivamo alle 5, era estate, e quel periodo vivevo con vari coinquilini a casa, e quindi era estate, quindi succedeva che tornavo a casa e i miei coinquilini erano ancora svegli, però magari avevano bevuto tutta la notte e io arrivavo ovviamente sobrio, e quindi non è che andavo a letto perché, cioè, insomma, per me era finito, avevo finito di lavorare, quindi potevo stare tranquillo. E quindi c'è stato la sera prima che io dovevo girare quella scena, c'è questo amico che aveva appena rivisto Il silenzio degli innocenti e quindi aveva detto: no, quello sguardo in macchina che ha fatto lui lo devi fare pure tu, domani tu devi girare Lo sguardo in macchina. Però lui non sapeva che scena era, cioè me l'ha detto così, sì, no, me l'ha detto così, e io ho detto sì, lo sguardo, esatto, devono guardarsi in macchina nella scena in cui si salutano, e quindi è venuto così. Cioè, ovviamente era una scena importante che stavo riflettendo su come girarla. Questo è un film tutto sommato che ha una regia semplice, anche classica, però cercavo all'interno della semplicità, della classicità, di trovare delle idee che potessero essere emotivamente emozionanti, e lo sguardo in macchina, diciamo, è una di quelle cose che non ci pensi, però ovviamente ti tocca perché è quasi il tabù del cinema, e usato in una maniera come nel film Il silenzio degli innocenti. C'è una scena dove si guardano in macchina proprio all'inizio, molto bella, e effettivamente arriva da lì, però è stata una scena difficile quella da girare, perché l'ho girata solo in un giorno, perché appunto è un film fatto abbastanza in poco tempo, e quella scena non la potevo suddividere perché sarebbe stato strano anche per gli attori, e quindi ero super concentrato e
e stavamo lì in questa casa, questa stanza molto piccola, con questa bambina, un genio della recitazione, proprio una cosa assurda, quasi posseduta da quel personaggio, mi faceva paura, per quanto era credibile. Lei era arrivata preparatissima, dava le battute a Edoardo che 29 anni. sì, una nana. E dava a Edoardo le battute perché lui se le dimenticava e lei gli diceva ci sarebbe questa prima. E quindi c'era un grande professionalità, ero molto concentrato e avevo queste idee della notte prima. E ho scoperto che girare film di notte è terribile perché non dormi, cioè perché poi diventa giorno e fai che fai? Vado a dormire adesso, devo girare stasera, no, mi preparo, e quindi sono poi finito all'ospedale dopo questo. Come? Per la stanchezza, perché ho fatto anche il film senza aiuto regista, perché il giorno prima di girare ho avuto un'embolia polmonare e noi non abbiamo trovato nessun altro sostituto, e quindi sono tornato a fare quello che facevo tanti anni prima, cioè a darmi il motore e l'azione anche, e quindi è stato particolarmente faticoso. Avevo degli assistenti ovviamente a darmi una mano, però è stato un film veramente fatto con poco e in pochi, però andava bene così perché comunque stavamo in macchina, cioè sarebbe stato scomodo avere troppe persone in un film del genere, e quindi è stato fatto io in maniera così rocambolesca, però molto pensata, cioè non frettolosa, ecco. Io in realtà avrei una domanda personale, quindi se la tua è una domanda legata al film, ti inviterei. Io ho 700 domande, per cui vai tu. Allora, a me, in generale a noi, piace farci i cazzi degli altri. Okay. Io ho notato, Fulvio, che tu hai una pagina su Wikipedia. Però prima non mi sono spoilerato nulla, nonostante l'abbia sgamata, e voglio chiederti qual è il tuo percorso, cioè come sei arrivato a fare film. Tra l'altro la pagina su Wikipedia è una cosa a cui ho pensato spesso nella mia vita, ho pensato pensavo mai avrò una pagina su Wikipedia, e pensavo quando è che qualcuno la farà, e l'hanno fatta dopo Notte Fantasma. No. E quindi ho pensato, vedi, forse Notte Fantasma ha toccato qualche corda in più, perché comunque da quello che so io Wikipedia la devi fare con più persone che si devono mettere d'accordo, non è che uno lo fa, e quindi voleva dire che c'erano più persone che avevo trovato, cioè io non farei c'è proprio la mai sezione una pagina biografia, Wikipedia. filmografia, Sì. referenze, roba importante. Io ho iniziato da bambino a fare corti e fumetti, e tuttora continuo a fare queste cose qui. Ci sono periodi che volevo più fare fumetti, periodi che invece mi concentravo sul cinema. Poi sono entrato al centro sperimentale molto giovane, a 19 anni, ho fatto regia, e dopo il centro sperimentale un corto andò a Cannes e vinse un premio, e questo mi portò subito nel cinema europeo, e quindi a quel punto avevo detto ok, basta coi fumetti, mi concentro sul cinema. Però poi mi sono reso conto che il cinema era pieno di momenti morti, attese per i finanziamenti, attese per le sceneggiature, così, e in quei momenti morti non potevo stare lì e non fare nulla, e quindi mi dedicavo a fare i fumetti, che fossero autoproduzioni o libri prodotti così, o cortometraggi e altre cose. Quindi io penso che facevo prima quello che faccio sempre adesso, cercare di riempire le giornate il più possibile di cortometraggi, film, fumetti e altre cose. E quindi il mio percorso è così, siamo frammentato, fatto di tante cose. Ogni giorno mi dico che sto facendo troppe cose, e però lo stesso giorno non penso ci sia alternativa, cioè a volte provo a non fare niente, e quelli sono i momenti migliori perché vengono delle idee ottime. Assolutamente. A volte non siamo noi a cercare il burnout, ma il burnout a cercare noi. Sì, cioè il burnout in realtà esiste quando fai cose che non ti piacciono, cioè tutto sommato quando io sono stanco vado a dormire. Questa è una cosa che mi porterò fino alla tomba, cioè, grazie. Abbiamo il titolo per la puntata, sì? Quando sono stanco vado a dormire. Passo la parola ad Andrea. Molto belli per me i film Tutto in una notte, tipo Fuori orario, tipo il film dei Safdie con Pattinson, adesso mi sfugge il nome. Good Time. O Tutto in una notte per chi è più vecchio.
Volevo capire se magari ti sei fatto un rewatch di qualcuno di questi film prima di girare un film tutto in una notte. Allora, sì, io sono un grande appassionato, cioè il macro, ancora più macro, che è tutto in un giorno, cioè quando il film dura comunque un giorno. Collateral era uno dei primi film a cui ho pensato quando scrivevo, per questo non l'ho rivisto, cioè l'avevo visto e rivisto anni prima, me lo ricordo bello, per sicurezza non l'ho rivisto. Però ricordo i contenuti speciali di Collateral, ovviamente sono grande appassionato dei contenuti speciali dei DVD, e lì Michael Mann diceva questa cosa, cioè la difficoltà di fare i film tutti in una notte a livello di costume sono che tu hai solo un costume e quindi quel costume lì a disposizione è importantissimo, perché quando fai un film in vari giorni hai tante possibilità e puoi vedere tutta, cioè, la sfaccettatura dei personaggi, invece lì devi scegliere molto bene il costume. Insomma, è interessante perché ogni cosa è molto minimale, cioè la cosa bella dei film che si svolgono in poco tempo è che tu puoi dilatare i dettagli, le cose piccole, perché ti puoi concentrare. Per esempio la scena del supplì a cui io sono affezionato è una scena che per me racconta molto del rapporto che si sta creando tra loro due semplicemente nell'atto di mangiare un supplì. Devo dire che Fuori Orario era uno dei miei film preferiti e mi piace tantissimo, però c'è un film importante per questo a cui io non avevo pensato, ma me l'ha ricordato Edoardo Pesce, che è Il Sorpasso. Il Sorpasso, secondo lui, era una versione di questo film, aveva delle cose in comune, e in effetti ci ho pensato che qualcosa in comune ce l'aveva, e quindi come rituale propiziatorio, la notte prima di girare, dal momento che avevamo detto facciamo tardi perché tanto faremo tardi per un mese, quindi iniziamo a abituarci ad andare a dormire tardi, abbiamo fatto nel mio studio con un po' parte della troupe così la proiezione di Il Sorpasso, un po' per darci una buona fortuna, e quindi questo forse è stato l'unico vero film che ci ha ispirato, sì. Poi mi sono rivisto scene di inseguimenti, a me piacciono molto gli inseguimenti, devo dire, sono un grande appassionato degli inseguimenti con le macchine, e quindi tutti quegli inseguimenti dentro l'abitacolo tipo Ronin mi sono rivisto, e ovviamente Drive, insomma tutti i film che hanno la macchina da presa che rimane dentro mi interessano. Non mi ricordo se c'erano altri film tutti in una notte, sicuro ce n'era qualcun altro, ma ora non forse no, però quello Il Cattivo Tenente no, me l'ero rivisto, ma non era perché era tutto in una notte, però sì, mi verranno in mente. Io vado avanti in eterno, però vai. volevo dare anche al pubblico. Minchia, ma siete un botto. Sono tanti, vero? Sì. Beh, intanto complimenti perché mi è piaciuta una cosa in particolare del film, che è il comparto sonoro, perché ha dei suoni veramente, mi ha quasi fatto sentire a casa, come se lo stessi vedendo su un impianto molto più semplice di quello che invece hanno a disposizione i ragazzi, e trovo molto curioso come il suono sia così ben fatto e così bello, proveniente da un regista che invece, tenendo conto che ti occupi anche di fumetti, non è la prima cosa che viene in mente, dovrebbe essere più una questione di fotografia, di scenografia, invece che il suono sia così forte, potente, importante è interessante. Volevo chiederti come mai e quanto tempo ci impiegate anche a livello di mixaggio effettivamente. Anche nel buon materasso. Sì, ma guarda, io sono molto appassionato del suono, il suono è il mio aspetto del cinema che preferisco, quello a cui preferisco lavorare, e l'ho scoperto durante il centro sperimentale grazie alla conoscenza di un compagno di scuola che si chiama Francesco Lucarelli, che è un sound designer e montatore del suono, che ha fatto tutti i miei film, perché poi siamo diventati amici, siamo appassionati al suono narrativo, al suono che coinvolge, al suono tecnicamente ben fatto, ma non solo, al suono che ti dice di più, che ha un potere subliminale appunto sugli spettatori. E lui poi per motivi personali si è trasferito in Spagna, si è sposato e vive lì, e quindi tutti i miei film sono fatti in Spagna, il suono dei film, perché appunto io voglio lavorare sempre con lui, e quindi la cosa bella è stata che abbiamo costruito nel tempo, grazie al rapporto con un laboratorio spagnolo, a volte parte in Spagna e parte in Italia, però
io spesso andavo lì cioè lavoriamo al suono più o meno nello stesso tempo in cui lavoriamo al montaggio video, quindi quasi 3 mesi di suono, e in genere io le ultime 3-4 settimane ci sono anche io presente e abbiamo potuto lavorare molto al mix in una sala mix piccola e poi ci siamo spostati in una sala mix grande, diciamo per 2 giorni per fare le ultime cose, perché è molto importante la stratificazione. Quando si lavora col suono si deve trovare il livello del dialogo, poi c'è il livello dell'ambiente, poi ci sta l'automobile, ci sono gli effetti, in questo caso ci stava anche una musica, e c'è stato tutto un lavoro, diciamo, lungo, questo anche nel nuovo materasso. E poi c'è il lavoro con la musica, che in questo film, di cui sono stato particolarmente felice di lavorare con Francesco Rita, che è, prima di essere un musicista collaboratore, è anche un mio caro amico. E questo non è una cosa secondaria, perché io ho fatto i film precedenti con 2 musicisti americani molto importanti, dei musicisti fantastici. Uno è uno dei miei musicisti preferiti, si chiama Sanna Rowe, che è un texano, e l'altro si chiama Robert Lowe, che aveva fatto Arrival, Sicario, ha fatto una serie di film importanti, e quindi gente proprio la serie A della musica. Però col fatto che loro venivano a Roma, lavoravamo 2 settimane intensive, facevano quello che dovevano fare e tornavano. Poi facevano delle cose, le musiche erano venute bene, però più di tanto io non potevo fare. Invece con Francesco Rita, col fatto che ci conosciamo benissimo, abbiamo potuto lavorare 2 mesi in uno studio prima di girare, e lui ha costruito tutte le musiche, o quantomeno le atmosfere, prima. Io me le sono portate sul set e giravo a volte ascoltando la musica, pensando delle scene così. E poi dopo il film le abbiamo potute rimontare, riregistrare. E poi lui con grande fiducia mi ha lasciato tutti gli stem, quindi le tracce separate a disposizione, dicendo facci quello che vuoi. E noi con Francesco in Spagna abbiamo riaperto la musica, buttato tracce, spostate altre, fatto proprio vandalizzato la sua musica, però è al servizio del film, perché quando si fa la musica uno pensa alla musica, però quando pensi alla musica applicata alle immagini ovviamente è un'altra cosa. E quindi tutto quel lavoro fatto sul suono che dicevo prima, più il Foley, quindi tutto il lavoro sugli effetti sonori, in più la musica costruita in questa maniera, missata da questo missatore spagnolo che non capiva neanche l'italiano, però che appunto diceva che gli sembrava ambientato a Madrid, perché ci si ritrovava per qualche motivo, però io mi fidavo di lui. E sì, c'era qualcosa, diceva questo è Madrid, sì, bene. E quindi alla fine, cioè, ci tengo molto al suono. Poi è un lavoro tecnico, è un lavoro di scelta, è un lavoro di appunto di effetto, è molto importante, e allo stesso tempo un lavoro invisibile. Quindi, non per togliere spazio a nessuno, brevemente, le musiche dei tuoi film sono effettivamente generi che ti piacciono, che ascolti anche al di fuori della regia? Le musiche di altri film? No, dei tuoi film, perché ho visto che comunque c'è un po' una ricorrenza nell'uso dell'ambient un po' più industriale, del sax, quindi deduco che magari qualcosa di jazz un po' ti piaccia. Aspetta, non ho capito la domanda. Se le musiche all'interno dei tuoi film si avvicinano ai tuoi gusti effettivi musicali, quindi è una scelta anche di piacere. Non so, sì, allora praticamente c'è una cosa interessante sul sassofono. Il sassofono di questo film è fatto da Laura a Newsday, che è una sassofonista molto brava, che tra l'altro ora sta facendo anche dei dischi da solista belli, e la cosa bella è che lavorando con Francesco Rita, che è un mio amico, e quindi potevo dirgli qualsiasi cosa senza avere la paura di invadere il suo campo, eravamo lì e il film c'era un budget molto limitato e dovevamo trovare qualcuno che facesse il sassofono del film, e avevamo a disposizione un budget veramente ridicolo, tipo una giornata 200 euro, che per un sassofonista è tipo 20 minuti. E quindi stavamo lì e dicevamo chi potremmo chiamare, c'è un amico di mio padre, sassofonista. Poi a un certo punto tipo lui passeggiando per Roma ha sentito un sassofono in una casa, quindi aveva bussato, quindi eravamo tipo messi così. E poi io tipo stavo sveglio fino a tardi e stavo sentendo Battiti di Radio 3 e c'era un'intervista Laura Newsday, questa giovane sassofonista che apriva i concerti di Colin Stetson, che è un sassofonista che a me piace molto, tra l'altro ha fatto pure le musiche di Hereditary, è uno che lavora pure nel cinema, e a un certo punto nell'intervista, che era in diretta all'1 di notte, diceva
ma io sogno che qualcuno mi chiami per fare un film. Quindi il giorno dopo chiamiamola. E quindi lei era felicissima, è venuta a Roma e aveva registrato una giornata intera il sassofono. E questo mi ha fatto pensare, perché in realtà il sassofono è perfetto ed è potuto succedere perché abbiamo fatto le musiche con Francesco, con cui c'è appunto questo scambio così forte. E lei mi piace, mi piace sentirla, è un genere di musica che mi piace. Quel tipo di il drone, la psichedelia in generale mi interessa in tutti i campi, insomma. Stanno tipo facendo una jam session di jazz tipo qui a YouTube adesso. Andiamo. Quando lui arriva nel giardinetto e prende i 20 euro, passa sotto degli archi. L'indirizzo che vorrei andare a vedere quel posto, perché nel film ci sono tutta questa serie di passaggi sotto gli archi, dentro i tunnel, eccetera, che sono tutti portoni spazio-temporali, non lo so, però quello veramente è bellissimo. Quello è molto bello, sì. È Via del Mandrione, l'acquedotto felice, quello lì del 1500, che poi si va a attaccare alle mura aureliane poco più avanti a San Giovanni. E è molto affascinante quel punto, è dietro il mio studio che è al Pigneto, quindi fondamentalmente vicino, non lontano dalla stazione Termini. Diciamo che i luoghi di questo film dovevano essere per me a prova di romano, o meglio doveva essere credibile che agli occhi di uno che conosce la città questi luoghi potessero essere credibili per passarli in un'unica notte, perché effettivamente sono tutti vicini veramente, tranne quelli che non si capisce dove stanno, però quelli dove si capisce la geografia sono effettivamente vicini uno all'altro. E quindi fondamentalmente c'è un percorso vero da là, passando per Piazza Vittorio, che è quindi zona ancora est di Roma, poi avvicinandosi più al centro che è la stazione Termini, e poi lui, il poliziotto, vive in una zona più centrale, Monti, e poi l'isola Tiberina. Il finale è un po' il cuore della città, perché appunto è l'isola nel Tevere al centro della città. Ma volevo chiederti, se tu ti rivedevi un po' nei tuoi film, entrambi, non so, tipo hai qualcosa contro le forze dell'ordine? Sempre sognato fare il poliziotto, ovviamente. Mi rivedo? No, cioè a me, io ci rivedo amici, cioè in genere quando scrivo le storie, sì, magari parti di me ci stanno, però in genere è tipo personaggi che assomigliano a persone che conosco, mischiate a altre persone che conosco, e difficilmente c'è tipo la mia autobiografia in un personaggio o un altro. È probabile che ci sta il mio punto di vista su certe cose, cioè personalmente a me la polizia mette l'ansia anche se non ho fatto niente. Io quando guidavo la macchina, cioè se venivo fermato anche se non avevo bevuto, non avevo nessun problema, avevo l'ansia, perché comunque sapevo che se il poliziotto voleva poteva fare quello che voleva di me, cioè poteva decidere lui, perché il potere ce l'aveva lui. E quindi soffro molto l'autorità, devo dire, e il potere in generale, nonostante faccia il regista, quindi immagino che qualcosa significherà. Però forse quella paura che c'ha lui un po' posso averla pure io, però devo dire che mi sono molto ispirato su quelle scene lì, guardando Airport Security, ma non quello che può vedere una persona quando vede Airport Security, ma un amico montatore mi ha fornito il girato, quindi ho visto tutto il girato non tagliato di Airport Security, e questo mi ha permesso di vedere veramente come funziona un arresto, certo con poliziotti che sanno di essere filmati, però veri arresti, e soprattutto quanto conta il linguaggio, quanto conta la violenza del linguaggio, tra virgolette in buona fede dal loro punto di vista, cioè nel senso che serve a smascherare una menzogna, però effettivamente è interessante perché si creano delle dinamiche che, senza prendere anche una posizione di morale, però sono tipiche, e in quel dialogo che abbiamo
creato, ci stava. Tra l'altro ho anche smorzato una cosa che Yotin Tarek, che lui è adottato, quindi è nato in Cambogia però è cresciuto in Italia, mi ha raccontato questa cosa che tipo, per lui è ovvia, per me era la prima volta che lo sentivo, che quando la polizia lo ferma in continuazione, quasi ogni giorno, se lui va tipo alla stazione termine lo fermano ovviamente perché non sembra italiano e quindi probabilmente ha qualcosa da nascondere, ma la cosa che gli chiedevano da sempre non è i documenti, ma il permesso di soggiorno, subito, gli chiedono il permesso di soggiorno, ovviamente lui è adottato, tra l'altro di famiglia ricca, e quindi tirava fuori il suo documento con grande presunzione. Però mi ha fatto riflettere anche il fatto che effettivamente un ragazzo di seconda generazione ha un rapporto ancora più problematico con le autorità, con la polizia, perché si trova in continuazione a essere fermato, statisticamente molto di più. Poi insomma sono anche i suoi racconti che hanno... È stato bello perché io ho scritto il film pensando al personaggio in un modo, poi ho conosciuto Yotin e ho riscritto la sceneggiatura anche un po' su di lui, perché anche era un non attore, quindi dovevo un po' adattare il personaggio a lui, e quindi tanti dei suoi racconti mi hanno aiutato. Comunque questo è un ricordo molto bello, una proiezione a Roma dove una donna si è alzata urlandomi che la polizia non era così. E io non sono fatto in tempo a rispondere che altre persone hanno urlato contro lei, cioè, raccontando episodi che gli erano successi, e c'è stato un momento di caos che io ho vissuto con grande passione tra gente che raccontava episodi di abusi e che si svolgevano in platea al Quadraro. I numerosi poliziotti in diretta. Sicuramente ci stanno seguendo. Sì, dalla caserma. Domande? Ce n'è una. Allora, il mio è più un ragionamento appunto riguardo il rapporto tra il ragazzo appunto e il poliziotto. Mentre è chiaro appunto come il poliziotto si affeziona al ragazzo perché si rivede un po' in lui, io non ho tanto capito, ma appunto chiedevo un approfondimento sul perché appunto anche il ragazzo è rimasto, ha avuto molte occasioni per scappare, soprattutto quando è rimasto da solo in macchina per il supplì, come quando appunto l'ha lasciato andare la prima volta e lui ha deciso di seguirlo fino in casa. Quindi volevo un po' capire se era più una sindrome di Stoccolma, che lui si era affezionato, se aveva paura di allontanarsi, di scappare, un po' questo diciamo. Sì, io mentre scrivevo ogni scena riflettevo su queste domande che dicevi tu, però penso che all'inizio lui non scappa perché comunque pensa che la cosa potrà finire da un momento all'altro, cioè non si aspetta quello che sta succedendo nel film, cioè, e quindi lui pensa già ho gravato la mia situazione scappando una volta. E tra l'altro, scusa, faccio un piccolo inciso su questo perché quando scrivevo il film mi sono avvalso di un po' di collaboratori, uno di questi era un avvocato che difende soprattutto gli spacciatori. E quindi quando gli chiedevo ma è un reato portare 50 euro di fumo in tasca, e lui mi diceva amministrativo, e io dicevo no, amministrativo a me non va bene per la storia, e poi lui mi ha detto però se prova a scappare è penale. Perfetto, e quindi l'ho fatto scappare per questo, quindi lui già è andato nel penale, in più il permesso di soggiorno, quindi è un problema per i genitori, cioè lui si sente davvero nella merda, quindi l'idea di scappare all'inizio per me non era credibile per un personaggio come lui. Dopo invece nella mia idea è che Tarek ha capito che il poliziotto ha una fragilità, ha una condizione psicologica complessa e quindi quasi non se la sente di abbandonarlo, un po' per curiosità, un po' perché magari, chissà, non so, è come se io ho immaginato in maniera irrazionale, perché non penso che sia ragionato dal suo punto di vista, lui pensa meglio stare a vedere che succede, come se fosse appunto un adulto che ha la responsabilità di un minore. Sì, è una inversione di ruoli, io non credo che sia proprio una sindrome di Stoccolma, ma è più una questione così, legata ho capito che quest'uomo in realtà sta molto più male di quanto pensavo all'inizio e quindi vediamo cosa succede.
Sì, per alcuni istanti sembrava quasi che in quella scena, quando andava in casa, era prossimo al suicidio e quindi magari lui voleva fermarlo oppure interromperlo. O forse io ho pensato addirittura a un omicidio. Anche Cioè, se nel senso che versione- era ancora peggio, forse, cioè, dal punto di vista di Tarek. Forse c'è ancora la cosa di fammi fare l'eroe. Non lo so. Sì, volevo renderlo più... ci sta. Ho girato delle scene dove il poliziotto in macchina si prova anche a fare tipo così, ma tipo quasi gag. Però l'ho levata perché era troppo esplicito. Però si intravede una scena in cui lui carica la pistola e la mette dietro mentre sta camminando, e quindi quella deve farti pensare, è per lui o per la bambina? Non lo so. E quindi volevo creare un po' di così ambiguità che serve a motivare Tarek a fare questa cosa. Grazie. Volevo fare anche una riflessione proprio su questa scena, perché mi è sembrato, soprattutto quando lui mette la mano sulla porta, l'intervento del cinema, nel senso, prima il film è molto cinematografico, però il loro rapporto è talmente, le due mascolinità sono talmente a confronto in maniera realistica che quasi mi sono dimenticato di star vedendo un film, ma star vedendo proprio questo confronto. E poi questa mano, che è incredibilmente un gesto cinematografico, ferma la porta, e perché lui, come hai detto tu, è anche incuriosito, e quindi lui diventa spettatore perché vuole vedere come va avanti, e noi diventiamo lui, e questa cosa è bellissima. Non so se... Sì. Effettivamente è un po' l'intervento del cinema, perché è come se a un certo punto il film deve cambiare passo, perché comunque deve stare nei 90 minuti e non farlo durare all'infinito, quindi interviene un po' la trama, cioè in un film del genere se interviene la trama deve entrare in maniera plateale, cioè come a dire ok, adesso si cambia. Secondo me c'è anche un momento precedente simile a questo, che quando la polizia li ferma e la seconda volta e lui, diciamo, fa un gesto cioè se la prende col suo collega, lì c'è un momento di svolta della sceneggiatura dove effettivamente io gli ho fatto fare una cosa da cui non si torna dietro anche al poliziotto. Quindi sì, ci sono dei momenti proprio scritti, e tra l'altro mi sono ricordato adesso che la scena della mano, che dovrebbe essere la scena più semplice del film, è la scena che ho girato più ciak, perché non ero mai sicuro come fare entrare sta mano e spesso si chiudeva la porta. Però quindi era fatta 20 volte così. E come hai lavorato su di lui? Perché comunque è un personaggio anche molto... insomma, abusa del suo potere, ma è anche molto fragile, incredibilmente fragile. Nella scrittura come sei riuscito a incastrare queste due cose? Perché non è facile. In genere nel cinema, a meno che non si parli ovviamente di autori psicologi come Lars von Trier, psicologi per modo di dire, Lars von Trier in Dancer in the Dark, la figura del poliziotto, è molto difficile fare questa cosa, unire la fragilità all'abuso. E come ci hai lavorato? Allora, io ovviamente sono partito che avevo un'idea vaga, come dicevo prima, e che forse volevo fare anche un film sull'abuso di polizia. Però poi il film andava avanti, io conoscevo meglio i personaggi e mi sono reso conto che questo poliziotto aveva una fragilità. E documentandomi è stato interessante, oltre a questo avvocato che citavo, parlare con due poliziotti, in particolare uno che era ancora in servizio, un capo della polizia, non so il suo grado, e in cui io gli ho chiesto: ma ci sono stati suicidi nella sua carriera? Così, è una domanda che non sapevo che tipo di risposta potesse avere, non avevo letto dei dati precisi. Lui mi ha detto: solo l'anno scorso 2. E quindi ha detto: no, uno aveva problemi con la moglie, abbiamo dato la colpa a questo, l'altro nessuno sa perché. E poi ha detto questa frase che mi è rimasta molto impressa, ha detto perché è strano, perché lui non ha voluto mai parlarne con noi, invece noi, quando uno di noi ha un problema, tutti noi ci riuniamo e ne parliamo.
E questa cosa mi ha davvero inquietata, l'idea che non ci fosse uno psicologo professionista che faccia questo lavoro di aiutare le persone con dei problemi, ma che questi maschi si potessero tutti incontrare per aiutarsi su problemi psicologici, e quindi questi si ammazzano. E quindi la cosa che ho capito è che c'era molto disagio chiaramente nelle forze dell'ordine, comunque fanno un lavoro chiaramente complicato, sottopagato e con un potere enorme a disposizione. E quindi mi interessava questo controsenso, cioè era troppo facile fare il cattivo tenente per certi versi, perché per un film contemporaneo, un film realistico, dovevo per forza raccontare anche altre sfaccettature, e quindi mi sono documentato su dei disturbi della personalità, disturbi psicologici, ossessivo-compulsivi e borderline, che possono essere qualcosa di vicino a lui, tanto che uno potrebbe accorgersi che lui prende tipo il litio a un certo punto, che è uno stabilizzatore dell'umore. Però il fatto è che mi sono molto basato su amici che hanno dei disturbi e che magari sono molto miei amici, e quindi li conosco nella loro profondità, anche nella loro intimità, e ho messo quelle fragilità all'interno di un ruolo e ho provato a vedere se nella storia poteva in qualche modo convivere, e quindi c'è un continuo bilanciamento tra aspetti caratteriali, aspetti narrativi. E poi c'è stato Edoardo, che comunque è un grande attore, cioè non è che lui si è limitato a fare le cose che gli dicevo. Edoardo è un attore che prende le idee, e soprattutto con me, con cui c'è un rapporto di questo tipo, e le rigira, le rivolta, cambia le battute, riflette certe cose e mi dice no, questa cosa secondo me non è credibile. Si parla molto del personaggio, lui dice di aver messo anche molto di se stesso, che comunque anche Edoardo ha le sue fragilità anche psicologiche, e quindi un insieme di suggestioni, ma secondo me con un altro attore non sarebbe venuto così credibile questo personaggio, perché Edoardo è stato fantastico da questo punto di vista e mi ha aiutato tanto, l'abbiamo fatto davvero insieme questo film, e quindi una serie di motivi per cui questo personaggio ha questo, diciamo, equilibrio psicologico. Poi quando sento magari commenti di persone, alcuni mi dicono è troppo vago, altri mi dicono è troppo esplicito, che la bambina, quella scena con la bambina, perché si capiscono troppe cose. Insomma, è un film che penso si muova su degli strani equilibri che andavano bilanciati, al montaggio anche abbiamo bilanciato molto. È che poi hai tirato fuori un problema non indifferente, cioè quello che le forze di polizia, io sono psicologo, le forze di polizia non sono obbligate ad andare dallo psicologo, che questo è il crimine più grande, è quello che porta poi a tutti gli abusi e a tutte le fragilità e alla concatenazione di queste due cose. Sì, cioè la prevenzione su questo sarebbe molto importante. Sì. Volevo fare una domanda, c'è stata una scena in particolare che per un attimo ho pensato, ok, questa è un po' forse la chiave di lettura del film, e volevo chiederti se questo è effettivamente una cosa che hai pensato prima o è venuta durante il girato, che è quando stanno per uscire dal cimitero, che gli fa un po' la battuta del praticamente tu sei Sancho Panza e io sono il Don Chisciotte, ed effettivamente in tante parti del film che possono sembrare anche un po' assurde, la scena all'interno del ristorante dove lo costringe, queste cose qua, sa molto da Don Chisciotte un po' impazzito che trascina sto povero disgraziato nelle sue avventure. Ed effettivamente volevo sapere se era una cosa che ci avevi pensato a priori o è venuta nel mentre del girato e hai detto effettivamente ci assomiglia al... Sì. La seconda cosa che hai detto, per citare il comico, effettivamente ho girato in sequenza, quindi io rivedevo, non è che rivedevo tutte le scene del giorno prima, perché comunque la giornata durava troppo poco, però rivedevo qualcosa, e mentre rivedevo un po', soprattutto i weekend, a un certo punto ho detto cavolo, mi sembra proprio Don Chisciotte e Sancho Panza, e quindi gliel'ho fatto dire, semplicemente perché mi era sembrato anche a me, e alla fine lo sembrano, ma anche fisicamente così. Tra l'altro ci tengo a consigliarvi un film che ho visto solo di recente, di Albert Serra, che è la sua versione. Albert Serra non so se lo conoscete, ma è un regista secondo me incredibile, uno dei registi più originali che ci sono in questo momento. È la versione iperrealista del rapporto tra Don Chisciotte e Sancho Panza, dove entrambi hanno un disturbo chiaro, ognuno diverso,
Ed è così realistico quel film che ti chiedi, ma non è che Cervantes ha visto il film e poi ha scritto il libro? E quindi no, ci tengo perché è un film molto, cioè non è mai uscito in Italia, quindi in realtà è introvabile se non reperito in maniera paralegale. C'è una norma di fondo, 2 in realtà. Sì? Grazie mille, no, ma cercherò di essere breve anche se in realtà sono sempre lunghissima e eterna. Comunque il film era molto bello ed è anche molto piacevole sentirti parlare, è sempre strabello, tipo scoprire dietro le quinte cosa succede nella mente del regista, questo è molto bello. E tra l'altro è stra assurdo, però è tipo il secondo film che fanno vedere a Genze dove portano un regista che è ambientato a Roma di notte, tipo, cioè, parallelismi assurdi. Quello di... sì, perché abbiamo visto Io non credo in niente. Esatto, sì. Che poi Marzullo è venuto sul set del mio film, noi non ci conoscevamo, perché conosceva il fotografo di scena, e ha detto, vedi... No, ha detto, no, era prima, ha detto, ma vedi che c'è un altro che gira un film tutto di notte, maledetto. Esatto, la concorrenza. No, comunque ho un paio di domande in realtà da fare. Intanto vorrei sapere se la colonna sonora si può reperire da qualche parte. Sì, è su Spotify e pure in vinile. No, l'hai portato? No. Ce la porterai. Ve lo porterò. Okay. Se passate da Roma. Facciamo la recensione, proprio sessione d'ascolto. Perfetto. Con il whisky e tutto. Ottimo. Beh, non mi Spedisco. opporrei comunque all'idea. Cioè, bello, ok, grazie mille. Vabbè, comunque il film devo dire ha convinto anche Buzz, che invece non è mai convinto dai film di Genze, lo diciamo. Lo diciamo, invece questo qua gli è piaciuto perché era tutto, in realtà tutto in tensione, cioè tutto giocato un po' su questa tensione che tra il controllo e il rilascio era molto avvincente. E poi volevo sapere una cosa sul cognome del poliziotto, che se non sbaglio si chiama tipo Proietti il cognome. E non ricordo se è lo stesso cognome che compare anche nel corto dell'Uomo Materasso. Volevo sapere se era un omaggio. Suppongo di sì. Allora, Proietti a Roma è il cognome degli orfani, come a Napoli Esposito, Diotallevi, insomma ci sono in ogni parte d'Italia cognomi che si venivano dati ai figli senza genitori e quindi a un certo punto, dato che è un casino trovare i nomi dei personaggi, allora ho pensato che Edoardo in ogni film si doveva chiamare Proietti, perché è come se fosse figlio di nessuno e quindi senza eredi o senza, cioè non erede di non si sa chi, e quindi mi sono detto questa cosa, ogni volta che ci sarà Edoardo si chiamerà Proietti, se posso ovviamente, se narrativamente è possibile. Ma nella scena dove sono al cimitero e che compare una tomba con tipo compare una tomba dove ci sono due non so se sono anziani, comunque sono morti e lui faceva Proietti il cognome ed è scusate vabbè ed è lo stesso uomo che lui ha visto accanto all'ambulanza quando passava. Crazy. E comunque, cioè, avete girato in un vero cimitero, suppongo, e quindi cos'è stato? Una coincidenza oppure tipo, cioè, tutto calcolato? No, infatti il cimitero era costruito. A Cinecittà. Beh, allora sì, sono quelle cose sottili che uno spera che se ne accorga uno spettatore su 100, quindi sarete almeno 100. Sì, quello lì è un fantasma, perché quello è il fantasma del padre del protagonista, che effettivamente al cimitero lui va dai genitori e c'è quella foto nella tomba che effettivamente è con la divisa da poliziotto della stradale anni 60 e quell'immagine che lui vede nella mia testa però vedo che appunto uno se ne può anche accorgere, è il fantasma del padre. E ci tengo a dire questa cosa, che in tutti i film abbiamo deciso che il padre di Edoardo Pesce è interpretato da mio padre e quindi è lo stesso attore anche dell'Uomo Materasso, è sempre mio padre, perché così finalmente siamo potuti diventare fratelli io e Edoardo.
E quindi così. Per un saluto. Sì, sì. Freud over 9000. Esatto. Ma è un'altra curiosità, sempre sul cimitero, perché in realtà, cioè, mi domando sempre come accadono queste cose. Cioè, era in stato di abbandono? Cioè, Quello è il verano. Ok. E la no, cosa che ho scoperto, ma che sapevo già, che se tu paghi ti fanno fare qualsiasi cosa. E la cosa incredibile è effettivamente bisogna chiedere i permessi alle famiglie dei morti. Quindi tutte le foto che si vedono sono create da noi, cioè sono persone non vere. Però c'era questa scena che io volevo fare. C'era una scena in cui lui c'è questa scena dove lui ha paura che venga ucciso da poliziotto, quella in cui lo insultano, e poi stava scherzando, e lì volevo farla in un posto pericoloso, un po' claustrofobico, che potesse essere, diciamo, pauroso. E quindi ho deciso, stavamo al cimitero del Verano, il cimitero monumentale di Roma, ho deciso di girare in una cappella, e mi hanno detto, quelli del cimitero che mi seguivano, che la cosa più buffa, una delle cose più assurde di Roma è che da qualche anno l'AMA, quindi immondizia, gestisce anche il cimitero, quindi i morti. Sono gli stesse persone. E quindi c'avevo questi dell'AMA vestiti di arancione che giravano con me nel cimitero, mi facevano vedere tutte le location dove potevo girare e i prezzi. E a un certo punto mi dicevo, io vorrei girare in una cappella, stavamo lì con la produzione così, e allora mi hanno detto, guarda, la cappella tu devi chiedere i permessi a tutte le famiglie di tutti i morti della cappella, quindi non solo devi trovarli, però devi accettare che loro lo facciano gratuitamente, perché è proprietà privata, cioè le tombe sono proprietà privata. No, perché sì, quasi, però poi mi hanno detto, se no ci sarebbero le suore, perché c'è una cappella dello Stato del Vaticano dove ci sono tutte suore morte dentro, che quella l'affittano per il cinema. Mi hanno detto, Verdone ci ha girato la settimana scorsa, e quindi ho detto, vabbè, giriamo dalle suore, e quindi alla fine abbiamo pagato la città del Vaticano per girare dalle suore. Io so fare i film a Roma, capito? Sì, qui non so come funziona. C'era un'altra... Cioè, in realtà mi ha rubato un po' la domanda, nel senso che, nel senso che anch'io mi chiedevo, cioè, se appunto fossero le immagini del cimitero e quella specie di divisa d'epoca fossero collegate, quindi ok, sì. Però un'altra curiosità piccola che mi viene è la soggettiva, cioè la persona che vede quel fantasma dalla scena, che vabbè l'ho vista solo una volta, quindi probabilmente mi sbaglio, è del ragazzo Derek, come si chiama, non mi ricordo, scusate. Sì. E quindi e non del poliziotto, quindi mi chiedevo se fosse collegato a un fattore psicologico, tipo cioè un po' che le loro identità un po' si sommano, cose del genere. Ma qui diventa una interpretazione collettiva, secondo me. Non lo so, io... Lì è un po' il montaggio, cioè mi sembrava interessante che stavano in questo trip, che vedevano i fantasmi, però non era collegato a Tarek, era più collegato al poliziotto, anche se dal punto di vista del film è Tarek. Penso che ci avevamo ragionato con la montatrice, perché avevamo anche il primo piano del poliziotto, però per motivi anche di costruzione della scena era più interessante così, perché comunque non è un'informazione che deve arrivare in maniera così. Ora io ve l'ho spiegata, però uno deve rimanere col dubbio che potesse essere collegato, quindi devi rimanere un po' con questa sensazione. Quindi sì, ci sono una serie di cose, alcune calcolate, altre più o meno casuali. Ok, grazie. Sì, ce n'è una. Ah, ok. Ciao, complimenti per il film. Volevo chiederti, dov'è e com'è che hai trovato Yotin Derek? Se non ha mai fatto un film prima, come l'hai scoutato? Allora, praticamente io cercavo un ragazzo di seconda generazione
che nella mia idea dovesse essere nordafricano, piccoletto, tipo un bambino piccolo anzi, come fisionomia, perché mi piaceva il contrasto con Edoardo che è alto 1,90 m. E quindi la casting director Giulia Fusaroli, che io insomma mi è piaciuto tanto lavorare con lei che ci lavorerò ancora, andava in giro a cercare fuori dalle scuole o ovunque, passaparola, per strada, tutti attori e ragazzi di seconda generazione, o anche ovviamente guardava anche altri film, guardava le agenzie. E poi a un certo punto ha conosciuto questo maestro teatrale che lavora insieme a uno psichiatra, e lo psichiatra a quanto pare ad alcuni consiglia, anche insieme a tutto il percorso, di fare teatro con questo maestro teatrale. E quindi Tarek, dato che Yotin aveva avuto un passato un po' burrascoso di risse e altre cose, per contenere aveva dei problemi a contenere la sua rabbia, e quindi gli era stato consigliato, tra le altre cose, anche di fare del teatro, così. E quindi questo maestro teatrale, che si chiama Nicola Donno, ci ha portato tantissimi ragazzi con cui lavorava, tra cui ci stava lui. Però a parte questa lunga cioè spesso succede così, insomma, attori che non aveva fatto, era un mese che, scusate. No, finché non è sul parquet va bene. Ma è acqua, era solo ghiaccio. Però la cosa bella è che avevamo trovato anche un altro ragazzo che rispondeva perfettamente all'immagine che io mi ero creato mentre scrivevo, e quindi siamo arrivati al callback, così si chiama, finale, che avevamo Yotin, che era fisicamente opposto a quello che pensavo, molto credibile come recitazione, e di anche una nazionalità lontana, comunque asiatico, e l'altro ragazzo bravissimo che era perfetto. Allora Edoardo Pesce si è proposto di venire a fare dei provini, quindi abbiamo preso un'automobile di notte e ci siamo messi, io giravo e loro due stavano lì, e abbiamo fatto 2 scene, una che era scritta e una era improvvisata, e quella improvvisata era, ho chiesto a Edoardo Pesce: insultalo perché è grasso, proviamo a vedere che succede. Non ci stava nella scena del film, Edoardo doveva semplicemente insultarlo per come era fisicamente. E questa improvvisazione è stata incredibile per me e anche per Edoardo, perché Yotin ha improvvisato e ha iniziato a creare tutte quelle cose che dice nel film, cioè quelle cose lì sono basate su una sua improvvisazione, dove si è inventato questa cosa che in realtà era orgoglioso di essere grasso, eccetera eccetera. E questa scena non solo mi ha colpito tantissimo, ho pensato, questo ragazzo ha la capacità di improvvisare anche con un attore, durante un provino, un attore così bravo. Edoardo gli andava dietro, dopo il provino Edoardo mi ha detto: guarda, è incredibile. E io mi sono preso quella scena e ho riscritto la sceneggiatura basata su quella scena, quindi ho riscritto la scena sulla base dell'improvvisazione di Yotin. E quindi ho pensato, se questo attore, questo ragazzo di 18 anni è così bravo che riesce a un provino a fare una cosa del genere, allora deve essere lui l'attore. Fagli complimenti da parte nostra. Lo invitiamo. Sì. Una volta siamo andati all'università, al DAMS, e abbiamo fatto vedere la scena girata del provino vicino alla scena del film. È stato divertente anche per lui rivederla, perché ovviamente non si era mai rivisto, perché comunque Yotin ha fatto per anni rugby a altissimi livelli, che è quasi nazionale, poi si è rotto un legamento, sì, classico crociato, esatto. Esatto. E quindi lui, il suo fisico era anche figlio di, insomma, quello sport lì, e fermarsi dopo quello sport. È il momento. Ma il prossimo progetto non lo chiediamo, qual è il prossimo? Io ovviamente. Però non so se si può dire. E poi abbiamo il nostro diritto di... Perché si sa che ci sono delle cose. Possiamo chiedere... Se vuoi.
Prossimi progetti, guarda, sto lavorando a 2 lungometraggi in questo momento in parallelo, diametralmente opposti come diciamo percorso produttivo. C'è un nuovo film prodotto grande con il produttore di questo Notte Fantasma più un'altra società che si chiama The Apartment, che è un film di fantascienza horror ambientato negli anni 90, che sarà un progetto piuttosto ambizioso, spero di girare all'inizio del 2026 e stiamo facendo il casting, quindi adesso sono in una fase anche abbastanza avanzata, la sceneggiatura è pronta e quindi sto in quella fase lì. E poi in parallelo c'è un progetto totalmente autoprodotto che sto finanziando da solo, intanto ho girato i primi 20 minuti e sto cercando i soldi per andare avanti. È molto più rocambolesco, un budget più basso, anche se è ambientato nel 1700, e quindi è la storia di alcuni, di questo posso parlare di più perché non ho firmato niente che mi vieta, in realtà neanche dall'altra parte, però si fidano che io non dico niente. Però questo film nuovo è l'idea di raccontare la storia di giovani artisti, chi è aspirante poeta, musicista, disegnatore, teatrante, diciamo, come potrebbe essere i miei amici, me, tutti ossessionati da quest'arte, ossessionati dalla creatività, da fare qualcosa e diventare qualcuno. Però sono nel 1799 e quindi alternano discorsi sull'arte, creatività, ossessione e droghe psichedeliche naturali, quindi funghi, erbe varie, piante, tutto quello che si poteva trovare nel 1799. E quindi vorrei poter fare un film psichedelico nel 1700, questa è la mia ambizione. Un applauso. In England. Sì, me l'hanno parlato ma non l'ho visto ancora. Tra l'altro anche il mio è in bianco e nero. Mi è piaciuto moltissimo, però lui non lo devi vedere. Okay. Sì. No, ma l'ha visto lo sceneggiatore. Niente influenza. Il sceneggiatore l'ha visto. Allora, siamo addirittura d'arrivo. Si è fatta una certa ora ed è arrivato il momento magico della serata. Noi praticamente ti spieghiamo un attimo come funziona qui. Al termine del dibattito consigliamo uno, in realtà ne consigliamo 3, però in questo caso anche uno. Consigliamo delle opere affini a quello che abbiamo visto, però in questo caso lo chiediamo a te. C'è una piccola premessa questa volta, è la prima volta che noi abbiamo creato un workshop. Cioè, per la prima volta abbiamo fatto un workshop qui a Spazio Zefiro. Genze ha fatto un workshop. L'ho detto, con orgoglio. Motivo per il quale abbiamo qui pure Andrea e abbiamo esplorato un po' il cinema italiano, tipo vari aspetti del cinema italiano oggi. 3 film, sì, italiani, cosa che non facciamo quasi mai in realtà. No, dai, ogni tanto, tipo la chicca della rassegna, cioè di solito quando facciamo le rassegne, l'ultimo film è tipo La perla perduta. Sta salendo la quota delle cose interessanti. Sì, esatto. In questa rassegna, boom, tipo c'è stato un picco. E quindi andiamo con ordine. Esatto. Andiamo con ordine. Io mi sono perso, sinceramente. Nessun problema, sono confusionario io di solito a fine serata, però la formula è questa. Se vi è piaciuto Notte Fantasma di Fulvio Risuleo, amerete. E lo devi consigliare. Io devo consigliare. Esatto. Ok. È tipo una trappola. Certo. Io tipo confondo per evitare tipo che ci sia una risposta immediata, così anche il tempo di pensarci, ma no. Consiglio il libro. Aspetta, devo pensarla bene perché poi molti li abbiamo citati. È stato, oggi le citazioni sono state molteplici. Sì. Abbiamo tante di quelle cose da mettere in sovraimpressione. Sì, dobbiamo citare un po' di opere. Ecco. Grazie Luca che lo farai a posto nostro. Dov'è Luca? Luca Antonello alla regia. Un film, io l'ho citato ma intendevo un altro, però secondo me c'è un film che mi piace anche accostare, che è Il cattivo tenente ma di Herzog, che a me piace più di quello di Abel Ferrara perché è pazzissimo quel film di Herzog.
E quindi c'è un poliziotto marcio interpretato da Nicolas Cage che ha le visioni e a un certo punto vede l'anima di un rapper che danza e quindi quella scena è una delle mie preferite. Cavolo, ho in mente una scena, però in realtà di un cartone animato dove vedono l'anima di un rapper ed è una scena di The Boondocks dove vedono l'anima di Ghostface Killah, però non è l'anima perché dice Ghostface Killah tu non sei morto. Non lo so perché mi è venuto in mente. In realtà il mio consiglio cinematografico è Violent Cop. Non lo so, cioè mi è venuto in mente tipo Il poliziotto violento di Kitano. In realtà abbiamo proiettato come secondo film su questi schermi. E poi, vabbè, la trama è differente, però il poliziotto violento, un po' violento sì, c'è. ci sta. Io l'ho visto tantissimo tempo fa, reperito in Avi, punto Avi, chiaramente acquistato. Sì, siamo sempre contro la pirateria noi, ovviamente. Punto Avi significa tanto tempo fa, MKV, tempo dopo. No, ma io lo faccio come premessa perché prima ne abbiamo parlato anche. Però oggi abbiamo visto anche altri film, ecco. Abbiamo visto in particolare Atlantide del 2021, qualcuno l'ha visto? Sì, Atlantide è bello, mi è piaciuto tanto anche a me. No, non ho capito, qualcuno l'ha visto? Ok. Perché purtroppo quel film hanno fatto quella scelta di proiettare al cinema solo poche sale, pochi giorni, poi non è finito su piattaforme, ossia Atlantide. Non credo. Sì, però da poco. Sì. È un peccato che non abbia avuto l'uscita 4 cinema. anni che dovrebbe essere in giro. Poi in effetti è girato qua vicino, quindi. Sì, è qui tipo Venezia. E poi abbiamo analizzato una scena di Salò o le 120 giornate di Sodoma per la prima volta sugli schermi di Genze dopo sì, un disastro. Qualcuno ha visto questo film? Quello che ho appena citato? Ce ne sono alcuni, ok. Ovviamente. Se vi è piaciuto Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini, amerete. Odierete la vita. Vai. Al volo. Citando i film, quei possibili consigliati della pellicola appena mostratasi, quanto ti possono piacere i western? Perché sento il fischiettio del protagonista, mi sapeva un po' esatto da Ennio Morricone, anche se non so se era l'intenzione di fare un senso quasi di inquietudine, un po' tipo... Mi ricordava anche un po' i Guerrieri della Notte in realtà, quel che di richiamo molto da cattivo esagerato, un po' stilizzato, mettiamola così, però... Bella l'idea del fischio, Fico? A me non piacciono tanto i western, però li ho visti, cioè mi piacciono quelli tutti e tre anti-western. Tipo a me era piaciuto Sister Brother, che in realtà di Giacomo Diao, sì. Sai che non ho visto, forse non ho visto quelli giusti. Ricordo quando ero piccolo che appunto studiavo il cinema più possibile, però già non mi piacevano molto i western. Poi metto Sergio Leone a parte, per me quello è un grande regista che non ha fatto western, cioè anche se sono western comunque mi piacciono molto, li sento vicini. Però i western americani, sarà che sono sempre stato un po' anti-americano, però cioè proprio erano troppo maschi yankee che se la tirano, capito? Cioè, io sono stato sempre con gli indiani, poi ci sono stati magari dei film sugli indiani, però comunque gli indiani erano sempre visti dagli americani, cioè mi è sempre sembrato un genere davvero di chi conquista, e quindi per qualche motivo non mi è mai piaciuto il western, però mi ricordo uno con Toshiro Mifune no, non ci stava. Chi era il West? Sole Rosso? No. Alain Delon? Mi ricordavo John Wayne, però forse non c'è uno Toshiro Mifune John Wayne. Vabbè, comunque era una cosa stranissima. Non lo so, sui western. No, dicevo, quando ero piccolo mi volevo studiare i western, mi sono segnato 10 western
e mi sono obbligato a vederli. Ah no, mi ricordo Piccolo Grande Uomo, mi era piaciuto, però in realtà non sono un conoscitore del western, forse è il genere che conosco di meno in assoluto. Dai, diciamolo che John Ford fa cagare. Sì, ma cioè, per dire, mi sembra trampiano, potrei dire adesso. Io sono d'accordo. Oltre ai consigli finali, alla trappola che tendiamo agli ospiti, abbiamo un altro piccolo momento speciale. Quindi chiedo l'ingresso dei fiori. Fiorerie Dario. Grazie Fiorerie Dario per colorare questo mese. Bello, sono veri. Sono veri. Gli uomini li regalano quando muoiono. Fiorerie Dario, grazie mille. È tutto così È tutto così bellissimo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui fino adesso. Grazie. Un altro consiglio, Twin Peaks. Mi raccomando, il prossimo venerdì, l'ultimo appuntamento di questa rassegna, con un film indipendentissimo di 3 registi di Padova, e al pomeriggio ci sarà un workshop, quindi mi raccomando, un workshop sulla produzione e distribuzione ed esercenti cinematografici, quindi venite. Grazie per essere stati con noi tutto marzo, grazie di nuovo ai nostri 2 ospiti, Fulvio Risuleo, Andrea di Sceva Produzioni. Ci sono i libri fuori. Ci sono i libri in vendita. Seguiteli non ci sei sui social? No, non sono da nessuna parte. Seguiteli. Però posso dirvi una cosa sui libri, che ci sono dei libri effettivamente che ho scritto, ma ce n'è uno in particolare che è un libro autoprodotto che ho fatto di recente, che l'ho portato apposta e non si può trovare da nessuna parte se non oggi qui, e si chiama Le avventure, la triste storia di Svastichino, che è una svastica, cioè è un serpente che nasce a forma di svastica e quindi se la vive malissimo questa sua esistenza. Quindi se volete lo trovate solo per oggi qui. Grazie. E seguite Andrea su YouTube nel suo canale Sceva Produzioni con la rubrica Cinema degli Eccessi. Perché Sanremo è Sanremo. Per Sanremo e Sanremo.